Operazione trasparenza da parte dell'amministrazione comunale, si è puntato a ridurre dei costi che arrivavano dal passato. Sì, in previsione della realizzazione del bilancio 2018 stiamo facendo un'analisi della situazione nella macchina amministrativa per cercare di ridurre i costi, in particolare in quei settori in cui a prima vista abbiamo ravvisato le anomalie. Penso ad esempio alle spese per le utenze telefoniche e a quelle per l'acquisto del carburante. Credo che sia un'operazione di razionalizzazione importante nell'ambito di un'attenzione che abbiamo sempre dimostrato fin dal principio verso la riduzione della spesa pubblica. Da una parte infatti abbiamo potenziato dei servizi anche con investimenti importanti perché pensiamo da lì poter ottenere dei benefici e dall'altra abbiamo ridotto la spesa. Una riduzione delle spese che parte anche proprio dagli stessi amministratori locali. Sì, abbiamo fatto attenzione fin dall'inizio a cercare di ridurre anche quelle che erano le spese per gli amministratori. Le spese per gli spostamenti, le spese per le cene per i pranzi, le spese di rappresentanza. Abbiamo fin da subito cercato di ridurle, se non ove possibile di azzerarle. Credo che sia importante nella congiuntura economica di questo periodo che siano gli amministratori stessi primi a dimostrare che si può fare una riduzione a vantaggio dei cittadini. Qual è l'obiettivo finale? Quanto punterà il risparmio ottenuto con questa razionalizzazione? Vediamo quali saranno gli esiti. Mi sembra fin da principio, abbiamo consultato il dirigente del reparto ragioneria insieme all'assessore Valerio Costa e mi sembra che sono dei margini significativi per ottenere buoni risparmi. Questo non significa comunque ridurre servizi? Assolutamente no, è soltanto una riduzione di spesa per quelle spese a cui non corrispondono servizi, a volte da qualche anno, a volte da molti anni.